Ciao ragazzi, oggi vi parlo del fil rouge che unisce due importanti località storiche accomunate dal fatto di essere entrambe sull'acqua, anche se agli antipodi del Veneto, perché una è Chioggia, una cittadina bellissima che conserva dei forti tratti identitari della cultura di quella terra, e l'altra è Peschiera del Garda, altro emblema di un passato importante, perché qui sono state scritte delle pagine determinanti per la storia locale ma anche nazionale. Daniele Salvagno ha deciso di unirle queste due località nel segno dei sapori. E come? Chioggia per lui è il ricordo ed è anche riferimento per il pesce di mare di qualità. Peschiera invece è il luogo della sfida, la sfida lanciata qui dal suo nuovo ristorante di cui tra poco vi parleremo. Prima però andiamo a Chioggia, perché insieme a lui sono andato all'antica pescheria storica in centro a questo bellissimo paese, e andare lì è sempre un'esperienza avvincente. Soprattutto alle 6 della mattina, e vedersi arrivare tutto il pesce appena pescato e assaporarlo con un filo di olio e un po' di sale. Mi ricorda quando ci andavo da piccolo, mi ricordo che mio papà ci portava e soprattutto facevamo delle bellissime passeggiate lungo la spiaggia e poi ci si fermava lì a prendere uno scartossetto, come dicevano, no? E si portava a casa il pesce per la giornata. Ecco, i profumi, i sapori che ritornavano alla memoria erano quelli che abbiamo sentito proprio quel giorno, e io vorrei proprio portarli sui tavoli qua direttamente a creare questa bellissima esperienza del vero pesce locale nostro del Veneto, direi. Qualche mese fa Daniele decise di rilevare questo ristorante proprio in centro a Peschiera, avventurandosi così in questa nuova impresa. Ma lì cominciarono a sorgere alcune domande, una in particolare, e fra poco ci arrivo. Lui e la sua famiglia sono tra i più importanti produttori di olio del nord Italia e possiedono anche già altri locali. Quindi la domanda era questa: che cosa voglio trasmettere prendendo un ristorante che farà pesce? Perché negli altri ristoranti si privilegiano i sapori della tradizione, qui la storia cambia. Per carità, la location è strategica, ma basta questo a decretare la credibilità di un locale? Per questo ho cercato di capire con lui quali dovranno essere i tratti caratterizzanti del piccolo mondo. Noi volevamo la sostenibilità e noi siamo a 1 ora e un quarto da Chioggia, dove è la patria della pesca locale, e noi lo volevamo in diretta tutte le mattine, direttamente su questo nostro ristorante che è fondato nelle mura storiche della fortezza di Peschiera, e quindi non potevamo mancare alla specializzazione di un pesce di mare, non solo, anche di lago quando c'è permesso pescarlo, e il meglio della freschezza. Peschiera è sicuramente una località turistica, quindi quanto è forte la tentazione di cedere a un menù turistico, comunque a un menù che sia abbordabile, senza privilegiare quei requisiti di originalità dei quali tu dici di voler partire? Noi non vogliamo essere turistici, ma vogliamo essere a servizio di un turista per dargli la tipicità e quindi l'originalità. Il turista non vuole il menù mordi e fuggi, ma vuole un'esperienza, un'experience importantissima di pesce, dove deve mangiare come mangiamo noi, come siamo abituati a mangiarlo il pesce, e quindi il massimo della freschezza, il massimo della sostenibilità, il massimo della vicinanza. Noi siamo a 1 ora e un quarto dal mare, siamo a 1 minuto dal lago, peschiamo solo quando c'è consentito, e questo è fondamentale, e serviamo quello che è il prodotto pescato al mattino. Senti che è un'esperienza che ti metterà alla prova? Sì, è una sfida importante, perché io amici ne ho tanti e piace il pesce buono, e quindi non posso sbagliare, anzi non devo sbagliare, perché
ne va anche e soprattutto dell'immagine di un ristorante che è fondato nel cuore di Peschiera, e Peschiera è una delle cittadine ridenti che deve lavorare tutto l'anno, e noi vorremmo lavorare tutto l'anno, e i turisti che arriveranno nel periodo estivo si troveranno un locale che lavora con la gente del posto, perché è la gente del posto che ci giudica e sa com'è la cucina e sa come si mangia bene oppure no. È la sfida, un giudizio anche severo. Sì, ed è giusto che sia così, perché noi vogliamo dare il meglio, vogliamo creare un'esperienza importante anche nel modo di cucinare un pesce importante, ma nello stesso tempo sempre di più la nostra clientela è una clientela che vuole mangiare bene. E qua penso che si possa mangiare veramente il connubio del benessere, del star bene, della salute, e accarezzati anche da degli ottimi vini locali del nostro territorio, che siamo baciati da una fortuna. Sarà veramente un modo nuovo per mangiare, non è solo mangiare, ma è anche star bene a tavola e alzarsi leggeri, perché noi, venendo dalla scuola dell'olio d'oliva, l'olio d'oliva non è un grasso, ma è un alimento di natura vegetale che ci fa star bene, e lo stesso deve essere il pesce. Un ristorante di pesce di eccellenza deve essere leggero. Il fritto lo lavoriamo esclusivamente con extravergine. Tutte le pietanze, i crudité vengono lavorati con degli agrumi freschi di giornata e un filo di olio d'oliva. Pochi condimenti, basi essenziali per il meglio di quello che è la cucina salutistica. Tu hai già 5 locali. Dove vuole arrivare, Daniele? Ma noi non è che abbiamo un obiettivo, vogliamo fare poche cose fatte bene. È il mercato che ci richiede sempre di più, perché è esigente, e quindi avevamo un bellissimo ristorante di carne, avevamo la locanda tradizionale e ci mancava un ristorante di pesce, e come tale abbiamo scelto Peschiera del Garda.